non c'è mai egoismo con cattiveria, e se tu pensi di fare la cosa giusta e magari puoi sbagliare, non c'è mai cattiveria. E quando si riesce a fare un assist, il gol vale tanto tuo, tanto dell'altro. E infatti Dani lo ringrazio per avermi ringraziato. E poi c'è stata anche quell'azione in cui andavi in porta se non ti abbattevano, poco dopo. Sì, vabbè, sulle ali dell'entusiasmo sono ripartito, forse hanno fatto qualche errore i difensori che mi hanno lasciato parecchio spazio sul secondo sombrero, però ecco, ero riuscito a partire, peccato che mi hanno buttato giù. Ero fuori aria però. Sì, sì. Però poteva anche essere fallo da ultimo uomo perché non ne avevi tanti davanti. Beh, io arrivavo in velocità, però diciamo se Carini era un fallo da espulsione, secondo me anche quell'altro allora poteva essere espulsione. Quello su di te, questo qui dici? Sì, dato che Con lo stesso metro dici. Senti, hai fatto famoso un po' di riposo, no? Si diceva, no, che da una parte dicevano hanno bisogno di riposare, dice sto bene, non è ancora il momento. Hai avuto comunque un paio di gare, non hai giocato un pochino, però voglio dire, adesso hai dimostrato che ci sei, stai bene, se mai qualcuno aver dubbio ci può stare anche un po', no, visto che è un po' che non facevi questi ritmi anche di allenamento e tutto, che ci possono essere un attimo delle forme, no, che vanno e sì, vengono un pochino. sì, sì, no, ora credo di star bene. Quando il mister mi chiama, Basta cazzate. io sono disponibile, lo sa già. Quando sei entrato ti ha detto di giocare più arretrato rispetto avvantaggiato, di svariare di più? Oppure Sì, ho dovuto prendere il posto, diciamo, di Christian, quindi muovermi un po' sotto a Dani e cercare più o meno di fare quel ruolo. Senti, tornando alla squadra, tu eri in panchina, c'è stata questa bella reazione nel momento più difficile, ma come spieghi il fatto che ci sia voluta la puntura, diciamo, perché la squadra, primo tempo l'ha detto anche l'allenatore che ha lasciato la determinazione un po' negli spogliatoi, come si spiega secondo te queste situazioni? Ma non ne ho idea, assolutamente, non è una domanda a cui posso rispondere perché secondo me ci stiamo allenando bene e la mentalità penso che sia quella giusta, un approccio alla partita un po' sbagliato purtroppo a volte capita e tutto sta naturalmente a riuscire a reagire al momento giusto e ieri è importante che ci siamo riusciti. Eravate reduci da una vittoria in trasferta, tra l'altro neanche dire un momento difficile, cioè insomma. Beh sì, però sapevamo di affrontare una Ternana che è una squadra molto importante, che nella classifica non credo che gli renda merito. Quindi sapevamo di questo avversario che dovevamo stare molto attenti, magari abbiamo iniziato un po' più sulla difensiva e abbiamo lasciato prendere il pallino del gioco a loro, però dopo ci siamo resi conti che siamo all'altezza e quindi siamo noi che dobbiamo fare la partita e dobbiamo imporre il nostro gioco a tutti quanti. a Pescara torni quasi a casa, insomma. Sì, sono lì vicino dalle mie parti. Hai mai giocato all'Adriatico? No, l'unica volta che sono andato in tribuna perché ero infortunato, mi Era sembra. Messina. No, ero a In Giulianova, credo. O ero squalificato o ero... No, ero a San Benedetto, forse. Non lo so. Ero a San Benedetto ero. Però insomma è un big match, loro adesso vedremo cosa faranno, però si stanno riprendendo e Beh no, loro sono una squadra importantissima. Penso che cerchino di vincere il campionato e quindi
saranno obbligati a prendere i 3 punti contro di noi. Noi andiamo giù e cerchiamo di controbatterli a modo nostro. Comunque era Giuliano ora che ci penso. Un derby. Sì. Non c'entra molto, ma a Natale cosa fate? Vi allenate? Mi hanno già detto? Ma penso... La mattina e poi... Sì, penso sia normale, allenamento la mattina e poi ritiro. Il 26 che ora è la sera è la partita? O... No, Alle tre. però in casa, quindi state qua. Sì, sì. Per dire non fate pranzi insieme, natalizio. Ma non lo so. Senti, la classifica. Senti, il quinto risultato utile consecutivo. Avete cominciato a fare punti fuori, eccetera, nonostante tutto, una settimana addirittura la salvezza si è allungata di un punto dopo il turno precedente, perché adesso psicologicamente immagino non sia facile, perché ogni partita non puoi fallire mai. Va bene, ma non bisogna mai fallire e noi mentalmente lo sapevamo già, non ci stupisce che dopo l'inizio che abbiamo fatto adesso facciamo estrema fatica a uscire da questa situazione, però d'altronde se siamo a questo punto la causa siamo noi, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a cercare di fare punti ogni sabato e riuscire finalmente a allontanarci da questa situazione. Comunque domani sei in gruppo, non ci sono problemi per Sì, il tuo credo recupero. di sì. Domani penso faccio una lastra per sicurezza. Ah, fai una lastra a piede sinistro? Sì, però non... Visto che per i piedi è un periodaccio, dovrebbe essere sicuri. Va di moda. No, Va di comunque posso darlo, guarda, è scontato che non c'è nulla. Ti manca il gol in trasferta, giusto? Hai procurato rigori? Vabbè, me ne mancano parecchi. È ora di ricominciare. Ma sarebbe la partita giusta, no? Sì, magari, c'è vicino a casa, una squadra blasonata come il Pescara. Sarebbe il top.